La sua voce, il suo volto l'avete visto tantissime volte in giro per il mondo, dall'Afghanistan al Kosovo, è stato il portavoce della più grande tradizione della storia della Sardegna, quella militare, della gloriosa Brigata Sassari. Lui è il comandante Gianfranco Scaras. Grazie Mauro, buonasera a tutti. Fino a ieri sapevo che non venivo. E tu sai perché. Oggi sono qui per rendere onore a mio fratello che si è battuto per questa terra. Lui era figlio di allevatore, si vantava di essere un pastore. Io sono figlio di un allevatore. Vorrei che diventassimo tutti pastori in questa Sardegna. Dobbiamo andare in giro a portare il verbo che siamo un popolo che è capace di camminare con le sue gambe. Io stasera ne ho sentite tante di lamentele. Lo sapete una cosa? Io mi sono rotto le palle di lamentarmi. È ora di scendere in campo e fare le proposte. Ai sardi dobbiamo convincerli, basta lamentarci. Le colpe non sono degli altri. Noi diamo le colpe sempre al governo. Governo ladro, piove, non piove, sempre il governo ladro. Magari il governo ladro. La colpa è la nostra, che abbiamo mandato gente che non è capace. E do ragione a uno che ha detto bisogna cambiare via tutti, l'ha detto Angelo Cucca. Sì, è ora di cambiare i culi, punto, le teste, i cervelli e mandare avanti una nuova realtà mentale, una cultura nuova dal punto di vista mentale, perché le cose da fare le conosciamo tutti. Mauro le conosce benissimo. Io non faccio qui Mauro guidaci, no, questo non lo dico. Io con Mauro ho iniziato una marcia ad Armungia, e se lo ricorda bene, era il 2004. Io ho la volontà, insieme al partito che rappresento, che è Forza Varis. Mi chiedo che differenza ci sia tra Forza Varis e Unidos. Mi sa che è la stessa cosa, come concetto, così come i colori biancorossi. Sono i nostri colori. Bene, se noi riusciamo a mettere insieme le forze, e Mauro può essere, deve diventare colui il quale crea questo progetto nuovo di idee per una Sardegna differente da quella che abbiamo visto, non per una Sardegna diversa, differente. Mettere insieme le forze in campo che ci sono, valide, questo significa una grande operazione. Poi i leader vengono scelti, sempre vengono scelti. Noi chiudiamo. Io ti auguro un grande lavoro, perché mi sa che forse questa è una delle prime pietre. Sono convinto che se abbiamo la intima convinzione che noi possiamo e dobbiamo fare la Sardegna differente, io credo che tremeranno in molti, ma non in trincea, come ho sentito. In trincea vuol dire stare in difesa. Qui bisogna andare all'attacco, non in difesa. Forza Varis! Grazie Gianfranco.